c'è della tua città. Eccoci qui, adesso abbiamo in collegamento un ospite che mi sta incuriosendo davvero tanto. Ecco, temi sociali che coinvolgono sempre il cinema, o meglio, i temi sociali che ti E permettono che a te piacciono tanto, Monia. molto, davvero tanto. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi, Evviva. come Ti state? abbiamo tirato giù dal letto stamattina. No, assolutamente, io sono mattutino, mi alzo prestissimo le mattine e poi è un piacere sempre Grazie, parlare con caro. voi, essere ospite. Stimo Beh, Francesco da tanti anni, ho seguito un po' nel suo percorso artistico, ho seguito i suoi film, devo dirti, è una persona che stimo tanto, ci sentiamo poco, ma per colpa mia, Francesco. Vabbè, stima reciproca, stima però reciproca. caspita, signori miei, questa è storia, cioè è una storia davvero bella. Questa, voglio dire, è da tempo che avevo nella mia cartucciera, come si suol dire, questa cartuccia. Ma tu vedi il caso, Francesco. Abbiamo parlato di Papa Francesco, ecco, il tuo nome, lo leghiamo a lui. Abbiamo fatto vedere anche un frammento di un documentario prodotto dall'Istituto Luce e adesso apriamo con un argomento che riguarda un ottantenne. Permettimi un po', noi abbiamo preparato ovviamente il nostro collegamento non sapendo della morte del Santo Padre, ma oggi mi fa tanto piacere di parlare del tuo clown. Allora, io intanto mi associo naturalmente al dolore per la morte del Papa, anche perché ho avuto l'occasione e il privilegio di essere, sono stato ricevuto in Vaticano circa 10 anni fa dal Santo Padre, quindi ho avuto modo anche di conoscerlo personalmente, quindi ho un ricordo molto bello. E naturalmente il tema, come dicevi tu, si associa benissimo alle parole del Papa, no? Il Papa sempre faceva riferimento alla fragilità umana, agli anziani, agli ultimi del mondo. Quindi questo mio lavoro, come dire, a questi temi centrali li ho messi in evidenza, ma da un punto di vista diverso, che di solito si parla di disabilità, di persone sfortunate, parlando proprio il focus su di loro. Invece in questo caso la cosa è inversa perché è il clown è quella persona ottantenne che tutti i giorni va in questo centro sociale ad aiutare a stare con queste persone, quindi si è così calato nella parte che dico, svelo un po' la trama, che non ha più voluto togliersi il naso da clown, no? Quindi la storia è un po' particolare, ma preciso che è una storia vera, tranne la parte, come dire, cinematografica, la parte dell'invenzione della fiction, ma in generale è una storia vera che esiste tutt'oggi. Senti Francesco, non è tanto lo spoilerare la storia perché adesso vedremo il trailer del mio clown, ma quello che mi colpisce di te è anche questa capacità anche lenta della scrittura. Io ho analizzato anche le date delle uscite dei tuoi lavori. Nel 2008 volevo gli occhi blu, nel 2016 Siciliani. 4 anni dopo Il silenzio perfetto, noi ti abbiamo ospitato, e 4 anni dopo Il mio clown. È bella questa cosa che un regista possa dedicare così tanto approfondimento, ma noi rientriamo in FM così ci agganciamo a chi ci Esattamente. ascolta alla radio. Sì.
Allora, questa è 9:37, tutta... io ci sarò degli 883 e abbiamo già in collegamento Francesco Lama, un puro caso menzionare questo nome davvero bello, per raccontare di una storia bellissima, la storia di un clown che è diventato clown per sostenere i fragili e gli ultimi. Che storia, Ivan? Beh, intanto che regista, Che lui regista, e è beh. anche è un collega giornalista, è nato a Santa Cata di Militello, vive a Naso, in provincia di Messina, è stato un freelance, ha collaborato con diverse testate, ma la sua grande passione è il cinema E diamo e il lo abbiamo buongiorno. visto con Francesco Lama, buongiorno, e tanta la voglia di raccontarti Buongiorno, e ti abbiamo buongiorno a ripresentato per chi ci voi. ascolta alla radio. Sì, come dicevo prima, è sempre un piacere essere. Io vi seguo, Ivan, Fai nonostante ci bene. sentiamo poco, ma vi seguo. È una bella trasmissione e fate delle cose molto belle. Grazie, grazie Francesco, questo è il carburante per il nostro motore, Monia. Il suo è potentissimo, mi ha coinvolta veramente a raccontare di storie davvero belle come queste, Sì, quanto il cinema viene coinvolto da temi sociali che lanciano dei messaggi. In questa storia c'è un grande messaggio. ma è incredibile, lo avevamo detto nella diretta Facebook, la coincidenza con tante cose. Primo fra tutti il precedente lavoro che abbiamo noi raccontato qui in Open Day Cinema, che è Il silenzio perfetto. Francesco si è armato di telecamera in pieno lockdown, ha raccontato le città deserte, un lavoro stupendo che mi pare, Francesco, sia possibile ancora vedere in rete. No, ancora in rete non c'è perché Ok, c'è solo il trailer, sarà presentato in un grande festival e quindi ancora farà il giro, diciamo. bene, bene, Perché l'importante. nonostante i 5 anni ancora suscita interesse, diciamo. Eh sì, poi realizzato con pochi mezzi, ma è di un'efficacia straordinaria, Monia. Lo possiamo Ehm, dire, io l'ho presentato al Palazzo della Regione sì, con un ospite d'eccezione. Indovinate chi era? è presente Ivan la regione. Scinardo. Ivan, Ivan, guarda. Ivan è stato gentilissimo, devo dire è stata Era una bella veramente giornata e lui coraggioso. ha fatto bene, come dire, il suo Grazie, lavoro, è grazie. bravissimo. Si dedica veramente con tanta passione. Musica dedicato a te, le vibrazioni. Noi proseguiamo la nostra intervista su Facebook e ringraziamo tanti amici che si sono collegati, che danno il buongiorno a noi e anche a te, caro Francesco Lama. Musica. Buongiorno a tutti. Eh già, sì, Vediamoci il trailer. esatto. Per chi lo tempo sa insegnare, se ti potessi poi sognare, prima usciri da raccamari la stagioni e troverai le cose ormai perdute e inventerai le cose mai trovate accorgendotene che poi tutto cambia. Beh, gli occhi dell'attore Vabbè, veramente già mi ci emoziona il mettono, trailer, sì. quindi prova a immaginare il film. Soltanto una persona come Francesco può avere avuto questa sensibilità nel raccontare la vita di un uomo che è bella questa scritta, Francesco, che hai voluto evidenziare nel momento della sua fragilità, lui si rimette in gioco e si mette a disposizione dei più deboli. Quanto che filo rosso che ci collega a Papa Francesco. Vai. Sì, come dicevo prima, sono dei temi coincidenze, no? Coincidenze con la morte del Papa. I temi che ho sviluppato in questo lavoro sono dei temi che Papa Francesco tutti i giorni metteva in evidenza, no? La fragilità, gli anziani, i disabili, gli ultimi del mondo. Quindi collega perfettamente al pensiero del Papa.
Ma io l'ho fatto perché effettivamente ho visto di persona questa storia e quindi mi ha colpito questo personaggio, no? Che tutti i giorni va in Come questo si chiama, posto vestito da Francesco? clown. Si Possiamo chiama dirlo in Nino diretta? Morabito. Ok. Sì, certo, Nino Morabito che fa parte della Fondazione Mancuso Onlus che si occupa proprio hanno questi centri sociali per Esatto. i diversamente abili e quindi lui effettivamente fa questo. Quindi attori non ce ne sono, sono tutte persone nella realtà. E quindi la cosa bella è anche questa, no? Persone che non hanno mai recitato, però vedendo poi il film ti rendi conto di quanto sono bravi. Francesco, sai bene, io ho lavorato 16 anni all'Oasi di Troina, questo centro mondiale che è punto di riferimento Sì, assoluto per le disabilità. Vorrei tanto raccontare con te, adesso che rientriamo in FM, quanto sia importante la teatroterapia, la movie terapia per le persone con disabilità nel migliorare la loro autostima e in questo caso mi pare che sia un bidirezionale sia da parte del clown che da parte degli utenti. È dedicato a te, le certamente. vibrazioni. Raccontiamo la storia di un uomo di circa 80 anni che ogni giorno si reca in un centro diurno per persone con disabilità. Perché lo fa proprio in un'età dove veramente c'è una grande maturità? Quindi da un lato c'è una potenza e una forza di esperienze, di emozioni e dall'altra parte una fragilità fisica. Abbiamo in collegamento Francesco Lama, il regista de Il mio clown. Ecco, è la scelta anche di non far recitare attori, ma bensì i veri attori sono le persone coinvolte di un centro sociale, quindi per rendere vera ancora il cinema che vuole raccontare le verità. E che dà voce a chi non ne ha. Vai Ah, Francesco. bella. Sì, sì, è così e devo dirti che è stata una bella esperienza perché, sai, raccontandola magari non dà lo stesso effetto di quando la vivi, ma questi ragazzi che poi sono sono grandi, non sono ragazzini, cioè 30, 40, 50, no? Che tutti i giorni vanno là per stare assieme e mi raccontavano, poi ho visto anche con i miei occhi e il cambiamento di alcuni di loro, no? Il cambiamento dopo aver frequentato per un anno il centro, che prima magari stavano a casa, no? Per diversi motivi. Quindi c'è stato funziona il centro, funziona la clown terapia, tutto quello che vogliamo, ma soprattutto l'affetto che queste persone, perché questo lavoro lo fai perché lo senti, se no non lo puoi fare. Quindi sono dei volontari che tutti i giorni vanno là e fanno delle cose belle con questi ragazzi. Quindi si vede anche il cambiamento e si vede, come dire, questa voglia di andarci ogni giorno perché si divertono, perché stanno bene. I medici, gli specialisti la chiamano empowerment, cioè questa capacità di Sì, migliorare le proprie prestazioni e trovare grande soddisfazione nel fare una cosa che piace. In questo caso cinema e teatro sono due arti che si possono spendere bene per migliorare la qualità della vita e l'autostima di queste persone fragili. Ma teniamo ancora Francesco qualche minuto Sì, con come no. noi. Monia, io poi so di toccare le corde più sensibili Ma di con te. l'età che cosa Eh, accade? Vado peggiorando, ma insomma, comunque la matrice è sempre stata quella di veramente di dare assolutamente. grande attenzione a chi ha delle fragilità anche nascoste. Nel frattempo ci danno il buongiorno da Facebook, è da lì che noi proseguiamo e passiamo per dare spazio alla musica. Open Day Cinema e radio con ovviamente Radio In che trasmette bella musica. Adesso ti dico qualcosa in più su Francesco perché io ho chiesto una sua biografia in sintesi e mi ha mandato una traccia che corrisponde esattamente alla sua personalità,
che dà come imprinting ai suoi lavori filmici. La visione del mondo, anima, pensiero, scrittura, luogo, vita, essere. Questi sono i punti fondamentali su cui ruota tutto il percorso del regista dal 98 ad oggi. Declinarli uno per uno, Francesco, è complicato, ma scegliene uno e raccontacelo. No, allora il mio percorso è un po', devo dire, diverso da tanti altri miei colleghi. Ma perché è diverso? Perché, come dicevi prima tu, c'è questa lentezza, questa cadenza nei miei lavori. E perché li penso, È un li punto di studio, forza. li allungo, no? È un punto di forza. E faccio, cioè, li faccio quando proprio ho questa, come dire, ci sarà quel momento e dici, vabbè, questo è il momento giusto. Perché io ne scrivo tantissime sceneggiature come tutti i giorni scriviamo, no? Noi che facciamo questo Sì. mestiere, poi ci deve essere quel punto fondamentale che ti fa partire. La cosa, secondo me, fondamentale è che tu devi raccontare le cose che senti di fare Quindi e non l'anima puoi al primo fare, ci posto. sono, L'anima al primo certo, posto, Francesco. se tu fai un cortometraggio al giorno, allora cambia, non sei più un regista, non sei più un autore, ma sei anche un marketing creator, come si dice ora. Quindi sono delle cose differenti. Ma questa è una mia visione, naturalmente non penso che sia giusta questa mia visione, ma è la mia e quindi la mantengo. Beh, ha dato delle tracce così No, importanti, sì, no? sì. Cioè, poi ti ha usato anche delle parole chiave, cioè la sua finalità, permettimi, Francesco e Monia, non è puramente commerciale, ma l'essenza, quindi mettendoci l'anima nella realizzazione dei lavori. È chiaro che hai bisogno di tempo, hai bisogno di metabolizzare un pensiero. Le scelte dei tuoi film, no? Le scelte delle trame sono combattute oppure ti vengono proprio al profondo della tua anima? No, non sono combattute perché sì, poi nella scrittura c'è Sì. questo contrasto, no? Tra quello che pensi e quello che devi scrivere. Però sono delle cose che effettivamente penso e Pensi. mi balenano in testa, no? Mi Ne vengono, parliamo ma tra questo pochi, ne parliamo Aspetta, tra pochi Francesco. secondi, sì, che 20 certo. secondi e daremo la pubblicità. È davvero Come diceva un qualcuno, ospite incompe la pubblicità, incombe. incombe, incombe? Incombe la pubblicità. No, perché è comunque un pensiero profondo e Ma come certamente, no? Che merita di essere sì, ripreso. ovviamente sì. 4 secondi, pubblicità e ci vediamo davvero tra poco. Ed eccoci qui, sempre su Facebook. Continuano le persone a darci il buongiorno. Un appassionato che è Michele Livorsi. Ciao Sì. caro, appassionato di... Tu l'hai fatto appassionare di cinema. Cioè, ha un Dai. potere così No. forte, caro Francesco, che riesce, Ivan, No, ad essere coinvolgente. io sono un po' come l'amplificatore Hai dei su cassi. di Sì, me e i miei amici hai amplificato ti il... posso interrompervi un attimino, Vai, visto che Ivan ha Francesco. usato delle belle parole, a volte anche esagerando su di me, ed io gliene sono grato, ma voglio fare la stessa cosa con lui. Ha una cosa in particolare, Ivan, che colpisce, che è la simpatia. Eh, è sempre sorridente, simpatico Sì. e ti dà quella forza anche di un colloquio non radiofonico, Ha voglio una dire. sua luce. Cioè io l'ho quasi Sì, paragonato sì, al Dai, Papa, ragazzi, ho fatto un confronto vi prego. pazzesco perché veramente Parliamo del si film, vi avvicina... supplico. No, vabbè, Ivan, lasciaci la possibilità veramente di poter Francesco. esprimere la No, stima che abbiamo nei tuoi vediamoci presto riguardi. intanto, Francesco. Ovviamente vieni a presentare il sì. lavoro a Palermo. Beccamose, dai. Sì, sì, sicuramente te l'ho promesso, è una cosa Dai. che mi farebbe molto piacere venire al centro sperimentale a vederci, a vedere i ragazzi, perché a me vedere dei ragazzi che studiano, che si occupano di cinema, che si occupano della realtà,
è molto bello, anche perché oggi i tempi sono un po' complessi, no, per quanto riguarda la gioventù, quindi Certo. quello che fate voi è importantissimo, no? Quindi riesce un po' a cambiare le cose. Quello che fai anche tu è importantissimo, un argomento davvero bello da sostenere senza ombra di dubbio e quindi veramente chi ci segue e addirittura ci salutano dal Messico per farti, insomma, per darti un'idea, chi dall'America, da New Bello. York, è Questa è la davvero potenza della rete. è ben seguito e anche la potenza dei messaggi che si trasmettono. Continua a dire la potenza, come diceva anche Papa Francesco, intanto la potenza dello sport che ti coinvolge. Per me il cinema è anche proprio una forma di allenamento, di condivisione, perché se non condividi un messaggio tu da regista, cioè le aspettative quali sono? Di divulgare e di condividere questo messaggio, questo segnale che tu vuoi dare. 40 secondi e siamo in FM per veramente anche le ultime Francesco, battute. sì, ti voglio preannunciare la domanda che ti farò adesso in FM. Quanto ha influito il film Patch Adams nella vita del tuo protagonista? Perché poi quello fu un film iconico ed emblematico che il clown in Interpretato poi da corsia, chi esatto. che è stato un grande Eh, maestro di Ma vita. questa risposta ce la devi dare in radio, Sì, sì, aspetta. 15 Dimmi secondi. tu. Sì, Sì. sì, sì, tra poco. E Malika Yan senza fare sul serio, ma e anche Un senza clown fare non sul fa sul serio. serio. Ma non per questo il nostro regista Giuseppe Scalici mette i brani, inserisce brani ad hoc. La Veramente sua hai playlist centrato, è perfetta. grande Giuseppe. La tua domanda da giornalista. Beh, no, è inevitabile il pensiero a un grande film della storia del cinema che è Patch Adams. Francesco, il tuo clown si rivede in lui? Allora, noi stiamo parlando di un film che ha fatto veramente la storia in questo settore, perché Robin Williams bastava solamente vederlo e quindi è un grande attore, è un grande comunicatore. Quel film è stato importante perché è stato fatto anche in tempi non sospetti, stiamo parlando almeno, non ricordo la data, ma 20 anni fa 20 anni sicuro. fa sicuro, sì. E quindi non era la stessa visione che c'è oggi, no? Oggi ci sono delle visioni diverse per quanto riguardano i diversamente abili, per quanto riguardano i centri sociali, ci sono delle leggi più importanti, no? Che coinvolgono, prima esattamente non era così. Quindi quel film è stato importante, però devo dirti la verità, quando io ho scritto questo qua, il mio clown, non mi sono rifatto assolutamente, ma non perché non l'ho mai pensato, perché mi sono calato nella realtà del posto, no? La realtà del centro dove sono andato e quindi è stato un momento completamente diverso, non ci sono stati pensieri che andavano oltre quel posto, quindi sicuramente è un film che ricordo, è un film importante che ha dato molto. Sono passati 27 anni, Francesco, il film è del Ecco, 98 ed è un film sì, che ci ha fatto tanto piangere ma anche tanto ridere per via di alcuni risvolti che poi accadono sì, nel film e mi piace immaginare il tuo personaggio quasi al tramonto, no? Come i vecchi leoni che vanno a morire da soli, lui si dà vita, no? Francesco, non lo sì, sì. conosco, ma prova a immaginare la storia che tu hai magistralmente raccontato nel film, come la persona che ancora può dare qualcosa e la può dare ai più Certo, fragili. E che sceglie di farlo. Quindi tu andrai in scegli di tour con farlo, lui, sì, noi te lo faremo porterai in anche, giro, sì. me lo porterò anche perché a parte che è un ottantenne molto giovanile, come avete visto anche nelle riprese, è molto attivo nell'organizzare le cose. Dico, stiamo parlando di persone che lo fanno con il cuore, si vede già. Sì, assolutamente. Quindi raccontare una storia di questa è stato molto bello, io mi sono anche divertito con quei ragazzi, perché mi aspettavano,
facevamo il ciak, le cose, dico, è stato un momento bello. Poi al di là del film può piacere o no, al di là di tutto i dettagli, ma l'esperienza è stata fondamentale anche per me. Ricollegandomi al film di Robin Williams, penso che 27 anni fa, quando lui l'ha fatto, non poteva, o forse già lo sapeva, dico, il risvolto della sua vita, no? Se tu ci pensi, il paradosso che lui aiutava con la clown terapia le persone, e poi alla fine la tenerezza finale di Robin Williams, che ancora ricordiamo tutti, no? Già, come no, la sua vita. Come dimenticare. 9:59, veramente grazie per Francesco. essere stato con noi, e quindi ricordiamo il clown, il mio clown, che da vedere, da non perdere, soprattutto da non perdere. Grazie Francesco. Io vi Lama, ringrazio grazie per questo collegamento. A presto. Grazie ancora e baci a tutti. Baci a tutti. Baci Ciao a tutti. Francesco, ci Ciao, farai Ivan. sapere quando Ciao. lo porterai in giro. Certo, Adesso ci sentiremo presto, grazie. Bene, diamo linea al notiziario e ci vediamo tra pochissimo. Radio In